12 persone sono state arrestate dalla polizia di Bologna nell'ambito di un'operazione antidroga in varie città italiane, in Spagna e in Colombia. Gli arrestati, accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina, sarebbero legati alla cosca Mancuso di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia. Sequestrata a Tropea una discarica abusiva a cielo aperto. Durante una verifica di polizia ambientale sulla funzionalità del depuratore Le Grazie, al servizio dei comuni vibonesi di Zaccanopoli, Parghelia e Tropea, la Guardia Costiera ha accertato sul margine sud del torrente Le Grazie la fuoriuscita di cumuli di rifiuti solidi urbani interrati su un costone. L'area inquinata è stata sottoposta a sequestro probatorio. Il governo Berlusconi onora il preciso impegno assunto nei confronti della Calabria, dando via libera all'ingente pacchetto di interventi previsti dal Piano per il Sud. Interventi infrastrutturali per oltre 1 miliardo di euro sono stati finanziati dal CIPE nell'ambito del piano approvato stamattina. Il governatore della Calabria ha espresso soddisfazione e plaude alle attenzioni del governo. È stato presentato oggi presso la Lega Navale di Crotone Rino Gaetano on the Beach, un abbraccio lungo 7 km. Venerdì prossimo 12 agosto, per ricordare il cantautore crotonese, sarà realizzata una catena umana che partirà dalla spiaggia di via Molo Sanità fino ad arrivare all'ultimo dei lidi dislocati in via per Capocolonna, mentre Radio Studio 97 irradierà su tutta la costa ionica crotonese la celeberrima "Ma il cielo è sempre più blu".